Che inculata pazzesca. Che inculata pazzesca. Io non ci credo. Non ci credo proprio. È incredibile, è incredibile. Eppure è vero. Napoli 0, Cagliari 1. Finisce con l'amaro in bocca, dappertutto. Questa sconfitta, madonna mia, come cazzo fa? Per mano del Cagliari, col gol di Castro se non sbaglio, all'87esimo minuto, dopo che Meretto non aveva toccato palla. Praticamente la prima palla che ha acchiappato, a parte il pallasoi se l'avrà toccata, non lo so. La prima palla che ha toccato, proprio parlando di pallone, e quando l'ha tolta dalla rete, cioè incredibile. L'unico tiro in porta del Cagliari dopo una marea occasione, palico, oh, madonna, come si fa? Questo mi sembra il Napoli dell'anno scorso, ragazzi. Crea e poi vogliamo a chiuso vizio l'unico tiro in porta che fa l'avversario, guarda, è incredibile. Kalidou Koulibaly espulso nel finale, ma mi sembra per proteste. A volessi dice una cosa a Kalidou, ma tu ti hai calmato poco, frate, che stanno ci stai un po' in Guayana. Prima sei un top player, cioè il migliore in campo, scusate, migliore in campo. Poi te ne esci con certe situazioni così, cioè la tua rete è capitata alla Juve, ma non è la prima volta che ti fai espellere perché fai una protesta, dici qualcosa, tu sai che chi ce l'hanno con te, e questa poi è la mare in bocca pure, che non avremo Koulibaly nella prossima partita, che se non sbaglia col Brescia, vabbè, forse neanche l'avrebbe fatto giocare da Gelotti. Anzi, comunque il turnover è esagerato, è stato un turnover esagerato da un po' a questa parte, sta un po' esagerato da Gelotti. Ogni partita è una squadra diversa, cioè, ma tu mica tieni un Barcellona che tiene 2 o 3 rose, cioè, calmane poco pure tu Angelo, però, cioè, non lo so, io non lo so, non lo so. Comunque l'attacco luccicante, dicevo negli scorsi video, oggi, scusate, oggi è stato comunque luccicante. Ma si hanno mangiato i meglio gol, ma com'è possibile sbagliare i gol così? Com'è possibile? Com'è possibile sbagliare i gol così? Ragazzi, ma vi rendete conto? Maronna, ma poi Olsen, come si chiama Olsen? Un tiro locale, ha fatto certi miracoli esagerati. Ma pareva, ma non lo so. Maronna, incredibile. Parata che ha fatto, un po' colpe teste Koulibaly, Maronna, ma poi sul gol, no, dico io sul gol. E può capitare che l'avversario fa un tiro in porta, per carità, nessuno glielo nega. Com'è possibile? Pratus stagioni. Com'è possibile che col cazzo dell'unico di rapporto facito pure ce ne stavano due, ragazzi, due. Cioè, se non la metteva dentro Castro, c'è stato chi là, mi ricordo un altro giocatore del Cagliari c'era, pronto a buttarla dentro. Cioè, è un assurdo, è incredibile come si hanno fatto, come si sono fatti rifilare questi qua. Mamma mia. La difesa da registrare, ragazzi, non è possibile. Che siamo a 5 partite, mi sembra. 5 partite, 9 gol subiti, 2 sconfitte, tra cui una in casa. Contro il Cagliari, senza offese per il Cagliari, ma comunque sulla carta eravamo ben superiori, anche nel gioco l'abbiamo dimostrato. E per l'unico di rimbordo, ma cioè, non so più. Io non so più che dire. Sarà il turnover, sarà sfortuna, però non si può andare avanti così. Una squadra che vuole l'alta classifica, 9 gol subiti nelle prime. Sì, ovvero non è stata una Torino, non è stato sono stato come già ho detto negli altri video, però ragazzi, stasera pure, ma perché se sono gol che si pigliano questi qua, ma sono gol che si prendono, facile davanti alla Meret, che la misa indiani, non lo so. Vabbè, io, vabbè,
E... Ti posso dire, che posso dire, che video ho visto? Amareggiato per il risultato, ma anche per la prestazione, perché comunque nel primo tempo, sì, ci sono state qualche occasione. La Juve non si è fatta né, cioè, sembravano mosci, sembravano senza quella grinta, non lo so. Primo tempo buttato, secondo tempo qualcosa in più, ma, ma ci rendiamo conto di quello che sanno mangiare, sti cavoli. Lascia stare i miracoli del portiere, ma però dico io, no? Che la volta che ci fanno un inutile rapporto ci facciamo pure che la manca, poi è stato un colpo di testa. Mamma mia. Vabbè, non voglio soffermarmi sulla formazione. Dico solo che per me è stato esagerato il turnover. Soprattutto se tu al centrocampo cambi parecchio, cioè, sì, hai lasciata Alan, cioè, per me poi Carangelotti mischiato un po' le carte, il Tatani da tutto quanto, gli attaccanti, cose, però. C'erano molti giocatori fuori ruolo stasera. Caglion pure mi pare che sia quasi terzi. Cioè, molti giocatori fuori ruolo, non. Lozani, sì, cioè, vabbè ragazzi, non lo so. Non lo so, però sempre Forza Napoli. È stato un incidente di percorso, spero il primo e non dico l'ultimo perché ce ne saranno altri, però no, no subito, però sono stati 3 punti buttati, lascia stare un punto perché il pareggio ormai era quasi, mi credete, io pensavo che almeno il pareggio, ma soprattutto la vittoria, perché comunque il Cagliari stava con l'affanno, proprio con l'acqua alla gola, proprio, non ce la facevi più, invece poi alla fine sti casa hanno fatto che Lazio una mezza azione contro Pietra là, cross e colpe testa, guarda. E noi ci siamo fatti trovare impreparati, nessuno che li ostacolava. Due ce ne sono, ragazzi, due davanti a Meretti. La piglialo tu Castro. Oh, la pigliati. Vabbè ragazzi, sempre Forza Napoli, al di là dei risultati, ci faremo. Vi do appuntamento per il prossimo video. Prossima partita se non sbaglio col Brescia. E vabbè. Fate bravi, iscrivetevi al canale, lasciate un like. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi voglio bene, sempre Forza Napoli. Perdere una partita così. Forza Napoli sempre, ragazzi.